Nonostante ancora non ci siano i dati ufficiali e definitivi dei risultati della nostra città, mancano ancora all'appello 2 sezioni di Agrigento, il quadro ufficiale si può fare anche da un punto di vista regionale. Il partito più votato in Sicilia è Fratelli d'Italia, con 281.869 preferenze, pari al 15,1%. Il secondo partito risulta essere Forza Italia, con 275.080 voti, pari al 14,7%. Il Movimento 5 Stelle al terzo posto, con 254.624 preferenze, pari al 13,6%. Quindi la quarta lista, De Luca, sindaco di Sicilia Sud chiama Nord, con il 13,6%, che accumula 253.969 preferenze. Quindi il Partito Democratico col 12,7% con 237.080 voti. Poi prima l'Italia, Salvini Premier al 6,8% con 127.567 preferenze. Quindi il Partito di Lombardo, Popolari Autonomisti, col 6,8% che prende 127.194 preferenze. Poi la DC, Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, con il 6,5%, pari a 121.125 preferenze. Quindi andiamo al gruppo di partiti sotto la soglia del 5% che non entrano come rappresentanza elettorale presso la Sala Gialla. 100 Passi per la Sicilia con il 3%, Sicilia Vera 2,7%, Azione Viva Italia Calenda con il 2,2%, Orgoglio Siculo con Cateno De Luca l'1% con 18.000 preferenze, Siciliani Liberi lo 0,4%, Terra d'Amuri 0,2%, Giovani Siciliani 0,2%, Autonomia Siciliana 0,2%, Lavoro in Sicilia 0,1%, 1.793 preferenze, Impresa Sicilia 0,1% e Basta Mafie. Intanto ad Agrigento entrano per Forza Italia l'onorevole Riccardo Gallo Afflitto con 7.191, il voto è ancora parziale per via di qualche sezione che manca. Margherita La Rocca Ruvolo che entra al posto dell'onorevole Gallo, che lo stesso ha optato nel listino. Quindi Fratelli d'Italia, l'onorevole Giuseppe Savarino con 7.111 voti, la Lega Carmelo Pullara, che purtroppo per un discorso di proporzionalità del voto, nonostante abbia preso 8.948 voti, non è rappresentato in Parlamento. Quindi la nuova DC, che esprime l'ex sindaco di Ribera Carmelo Pace con 7.864 preferenze, Autonomisti e Popolari con l'onorevole Giovanni Di Mauro con 7.916 preferenze, quindi il PD con l'uscente riconfermato onorevole Michele Catanzaro 7.818 voti, e per il Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano che supera Giovanni Di Caro prendendo 3.629 voti. Gli altri partiti che non entrano nella compagine assessoriale dell'ARS, che sono 100 Passi per la Sicilia, che raccolgono ad Agrigento 4.528 voti, il primo per voti è Pietro Iaquilino con 436 preferenze. Quindi Azione Viva con il candidato Fabrizio Di Paola che prende 2.996 preferenze. Il partito Azione Viva di Calenda raccoglie ad Agrigento 8.222 voti. Quindi De Luca sindaco, il più votato è l'ex onorevole Gaetano Cani con 2.459 preferenze, la lista prende 5.856 voti. Quindi Sicilia Vera, il più votato è Salvatore Malluzzo con 1.702 voti, quindi Orgoglio Siculo con 588 voti e Siciliani Liberi con 54 voti. E intanto arriva oggi il ringraziamento dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo per essere stata eletta al posto di Gallo che ha optato nel listino. Ringrazio un territorio intero, la mia comunità, le comunità vicine, per la fiducia che mi è stata ancora una volta accordata, che consentirà sicuramente di continuare a lavorare, di portare avanti le cose che sono state messe in cantiere in questi anni
e quindi non posso che dire grazie per il grande supporto che ho ricevuto soprattutto nelle comunità di Montevago, Santa Margherita e Menfi, e poi ovviamente la soddisfazione più bella è rendersi conto che in ogni comune, in ogni paese, anche con un voto, sono stata presente. Ecco, questo credo che sia per un politico, per una persona che da anni si spende, un apprezzamento e una considerazione non indifferente. Mi sento un po' stordita da quella che è stata la campagna elettorale, un po' perché l'abbiamo fatta in piena estate con temperature altissime, mentre la gente era al mare, il fatto che chiedere il voto in un momento in cui magari appunto le persone sono in vacanza, quindi tutto è stato difficile, però i risultati sono quei risultati che tutti speravamo, un presidente di Forza Italia eletto per la prima volta, il fatto che il partito Forza Italia nella provincia di Agrigento oggi si conferma come il primo partito. Ecco, tutto questo non può che essere di buon auspicio, non tanto per noi che siamo operatori politici, per noi deve essere da sprone, ma per il territorio questo deve essere sicuramente un motivo per continuare a sperare in una buona politica e per poter continuare a pensare ai risultati che su questo territorio devono arrivare.